15 secondi alla chiamata per i concorrenti di questa seconda corsa, il premio Armadillo. Dotazione di 4.180 euro per cavalli di 5-6 anni non vincitori, di 10.000 euro in carriera, corsa con partenza dietro l'autostart, come possiamo osservare, sul miglio. Andiamo a leggere il campo dei partenti con il numero 1 Frankie Bright, Alberto Garruto, con il 2 E-Love BKS con Roberto Vecchione e con il numero 3 Faisal dei Greppi con Adrian Gione. Ritirato il numero 4, il numero 5 è Formidabile CAF con Sandro Brombini e il numero 6 è Foscolo con Claudio Monte. La seconda fila è composta dal numero 7 Fireplay Fox con Maurizio Cheli, dall'8 Friulano Jet con Roberto Faticoni e dal 9 di Figaro del Circeo con Fabio Scatolini. Rapporto di scuderie per i cavalli numero 7 Fairplay Fox e Friulano Jet. La macchina sta prendendo velocità e stiamo per assistere alla partenza. Se ne va l'autostart, rimangono in lotta il numero 2 di Elov BKS, il 3 Faisal dei Greppi e il numero 6 Foscolo, che provano a darsele per prendere la prima posizione. Il più determinato sembra Foscolo, ma invece quello che rimane davanti al momento è Elov BKS. I due se le danno, quindi Elov BKS alla corda, a destra Foscolo che ora probabilmente cercherà di trovare un parcheggio. 14-1 se le sono date veramente i due concorrenti e Foscolo riesce comunque nella trovare la posizione dietro a quello che è l'attuale anche favorito a mezzo, e Love BKS, che quindi guida. Si è creata una piccola frazione sul gruppo che è condotto dal numero 3 Faisal dei Greppi, si è già rallentato un attimo e dopo il 14-1 abbiamo avuto un 15 per un 29-1 complessivo quando stiamo percorrendo la seconda curva di questo miglio per entrare nella dirittura delle tribune. Ecco la situazione che rimane abbastanza cristallizzata quando incomincia a muovere all'esterno il cavallo numero 9 Figaro del Circeo, ma in questo momento veleggia intorno alla terza posizione, mentre Roberto Vecchione ovviamente non ha fretta di andare e arriviamo agli 800 metri in un minuto e qualche spicciolo. Roberto Vecchione sempre conduce con gradualità il suo E-Love BKS, leader della corsa, si è spostato nuovamente a destra Foscolo e detto di loro si è ripresentato nelle vicinanze Faisal dei Greppi, poi in terza posizione della corda Frankie Bright e gli altri che si stanno un po' allontanando dietro dei primi 4. È incominciato ad accelerare decisamente Roberto Vecchione e dopo il 15-1 della curva andiamo a vedere in quanto abbiamo percorso la retta delle scuderie. 14-9 Frankie Bright prova a risalire a destra, ma il leader è comunque E-Love BKS che deve reggere l'ennesimo attacco di Foscolo che a metà della curva prova a rimettersi a destra, curva quasi completata in 15-1, entriamo in retta d'arrivo, c'è un match tra il numero 2 E-Love BKS, ci prova Foscolo, ma E-Love BKS che Roberto Vecchione deve assolutamente guidare nella maniera migliore possibile e arriva al palo E-Love BKS 1-14-8, 2 centesimi per vincere questa corsa. Le solide mani di Roberto Vecchione hanno condotto fino sul palo il favorito E-Love BKS che ha resistito al terzo determinato attacco di Foscolo che comunque ha ottimamente interpretato questa corsa e che arriva secondo. Poi andiamo a vedere in slow motion quali sono i cavalli che si sono piazzati dietro i due rivali che si sono classificati al primo e al secondo posto come raccontato, e vediamo quindi giungere al terzo posto il numero 3 di Faisal dei Greppi, al quarto Frankie Bright e poi il numero 5 di Formidabile CAF, quindi 2, 6, 3, 1, 5 l'arrivo numerico di questa corsa vinta da E-Love BKS Roberto Vecchione per il training di Ciro Di Nardo e la proprietà di Nicola Pisacane per questa femmina di 6 anni da Love You e Soraya CAF.